Rieccoci a Primož Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già visto non siamo nella solita location, siamo a Villa Pisani, Villa Reale di straordinaria, nella sala attigua alla gran sala delle feste, la sala da ballo, una volta avevano di quelle sale davvero con il tiepolo come dipinto, sopra come tetto hanno dipinto e ha dipinto il tiepolo qualcosa di straordinario, noi siamo nella sala attigua, nel nostro salottino, ed è venuto a trovarci l'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina. Buonasera Diego, ciao Diego. Buonasera direttore. Allora come va? Tutto bene? Sì, direi bene, una bellissima manifestazione, soprattutto quando si premiano gli atleti, quando si premiano le gesta sportive, è bello, è molto bello, quindi mi fa piacere essere qui a rappresentare Padova. Ecco, senta, ritornando invece a Padova, faccio una domanda che poi ho fatto a tutti: crisi energetica, difficoltà, inutile che mi ripeta, il terrore di molte famiglie, ci arrivano ovviamente durante le trasmissioni, durante i telegiornali, delle richieste: chiuderanno le piscine a Natale? Perché i nostri figli dove li manderemo? Ecco, cosa succederà a Padova a Natale? Gli altri comuni ci hanno detto che fino a Natale pagano loro ovviamente tutte le spese energetiche. E a Padova? A Padova abbiamo una situazione di 4 piscine che sono il Nuoto 2000, il Plebiscito, Padova Nuoto e la Nuotatori Padovani. Allora, purtroppo il Nuoto 2000 per una scelta aziendale non ha nemmeno riaperto, diciamo, nel senso che ha tenuto chiuso le piscine dopo la pausa estiva. Le altre società, Nuotatori Padovani sicuramente mi ha garantito che continuerà l'attività sportiva per tutto l'anno, quindi per tutto l'inverno, indipendentemente da questo dramma incredibile che sono il caro bollette. Plebiscito e Padova Nuoto stanno facendo veramente i salti mortali. Io devo fare un plauso enorme a queste due società perché stanno cercando di mantenere aperte le strutture nonostante delle bollette che sono Padova Nuoto veramente... sentito molto chiuderà nel periodo... Io sono fiducioso di no. No, le chiedo proprio perché, ti chiedo proprio perché... Io sono fiducioso che Padova Nuoto riuscirà a tenere aperto. Adesso in questo periodo proprio il gas sta leggermente diminuendo, anzi sta diminuendo, siamo fiduciosi che si possa tornare presto alla normalità. Noi come amministrazione comunale siamo riusciti a dare un aiuto alle associazioni sportive, un aiuto economico perché era quello che dovevamo fare. Con le nostre risorse abbiamo fatto un intervento importante, 1.800.000 euro che abbiamo messo a disposizione delle associazioni sportive. Questo ha dato un po' di respiro, però è certo che la situazione è drammatica, ma direi non solo per le piscine ma anche per tutti gli impianti. Anche per le palestre, anche per le altre ovviamente località dove si allenano e praticano sport. La curva dello Stadio Ganeo? La curva dello Stadio Ganeo sta andando avanti, adesso per venerdì è previsto l'inizio del montaggio della copertura, la prossima settimana arriverà tutto il legno della copertura dei palazzetti. Una volta che avremo finito le coperture dei palazzetti e della tribuna e della curva, diciamo che avremo completato la prima parte, perché a quel punto saranno finite le opere interne della curva che potrà essere finalmente consegnata alla città. Ecco, invece per quanto riguarda le due palestre? Le due palestre, quelle saranno, diciamo che il nostro primo obiettivo da mettere a disposizione della città, in particolare dei tifosi, era concentrarci sulla chiusura della curva. Ormai ci siamo quasi arrivati. Dopo ci concentreremo sulle palestre. Io mi auguro che con l'inizio della stagione sportiva prossima le due palestre potranno essere utilizzate. È sicuro con le date? No, ormai ho imparato che le date mi sono sempre venute contro. Io ho sempre parlato di date e lo voglio ribadire ancora una volta perché evidentemente c'era qualcuno che mi dava le date. Io faccio l'amministratore, non faccio sicuramente il tecnico. Purtroppo queste date non sono mai state confermate perché tra aumento delle materie prime, tra difficoltà di reperire i materiali, purtroppo i tempi si sono allungati. Quindi adesso non faccio più delle indicazioni temporali, dico semplicemente che la curva ormai
siamo quasi in definizione, e per i palazzetti, come ho detto, mi auguro per la stagione sportiva prossima. Adesso invece le faccio la domanda e sono sicuro che la metto non in difficoltà ma quasi, perché io qui le do la data certa, perché a maggio, aprile-maggio, la curva della Piani dovrebbe già essere buttata giù e lì dovrebbe già essere terminato anche il riempimento col terreno, la camminata. Entro maggio, conferma? Giugno, confermo. Ma già allungato di un mese. No, è già perché allungato. maggio dovrebbe essere la data, ma ho imparato che bisogna allungare un pochettino, per cui diciamo giugno. Ha giocato su questo, però di sicuro la vedremo e le spiego perché un'entrata di Padova come quella dove c'è la Piani, dove c'è il prato, dove c'è il parcheggio rapido, quello lì che è un posto straordinario, nel vedere quella cosa lì davvero... No, oltretutto aggiungo che adesso è diventata ancora più pericolosa per l'incolumità delle persone, per cui è necessario procedere all'abbattimento. L'abbiamo programmato, verrà fatto, poi verrà costruita una bellissima pista ciclabile che collegherà Prato della Valle fino ai bastioni, poi verrà ripristinata la collinetta con delle panchine, insomma. Quindi sarà un'altra veduta di quella zona di Padova che sta assolutamente cambiando. E concludendo qui con lo sport, tu sei stato un atleta, hai praticato sport ad alto livello, come sta lo sport a Padova in generale? A Padova vive come tutte le altre città con grandi difficoltà economiche, sono quelle cose che ci siamo detti prima, però c'è una grandissima passione, c'è una grandissima voglia. Io credo di avere la fortuna di rappresentare lo sport a Padova, dove ci sono delle associazioni sportive che sono straordinarie, che lavorano con grande passione, e abbiamo poi una fortuna di essere a Padova, di avere un'università che ama lo sport, di avere la fondazione che ama lo sport, insomma di avere tanti risorse che possono aiutare questo mondo meraviglioso. Grazie Diego Bonavina, assessore allo sport del Comune di Padova. Ci ha raggiunto Giuseppe Toffoli, vicepresidente della fondazione Cariparo. E qui la fondazione dà sempre un grande contributo allo sport, ma davvero un grande contributo da molti anni. Sì, devo dire che noi siamo una delle pochissime fondazioni bancarie che investono nello sport, ma sicuramente l'unica in Italia che investe e sostiene in modo massiccio lo sport. Scusi, da dove arriva questa strategia di investire nello sport rispetto a molte altre che non lo fanno? Questa è una domanda che mi sono posto anch'io. Devo dire che io, entrando nella fondazione, ho trovato già dei programmi di sostegno allo sport. Forse non tutti sanno, anzi pochi sanno, che la nostra fondazione ha costruito 6 palazzetti dello sport, 3 in provincia di Padova, 3 in provincia di Rovigo, che vengono gestiti per 10 anni e poi vengono donati alle comunità. Quindi le 2 province hanno 6 palazzetti dello sport che sono disponibili sia per i giovani che anche per gli anziani, quindi sono per diciamo un sostegno sociale allo sport. Da dove viene? Viene probabilmente dalla sensibilità di coloro che mi hanno preceduto, quindi dagli amministratori della fondazione, che hanno capito prima di molti altri che lo sport ha un ruolo nella nostra società veramente fondamentale. Ma secondo lei, Toffoli, perché la politica mette lo sport come investimenti? Parlo, è chiaro che uno Stato ha bisogno di tante cose, ovviamente, da molte emergenze, dal problema della povertà, dal problema dell'energia, del Covid, ha moltissime esigenze, e mette sempre lo sport nell'ultimo gradino, dove non dico che dovrebbe essere nell'ultimo gradino, ma dovrebbe essere un attimino più alto, per un semplice motivo, perché è la crescita dei futuri giovani che manderanno avanti l'Italia. Perché la politica non ha più attenzione? Si è fatto un'idea perché, e se la deve fare la Cariparo e tantissime altre società e aziende importanti? Le ragioni sono difficili da indagare, sinceramente, devo dire. Ci sono paesi come la Svezia, per esempio, no? Che da sempre, proprio storicamente, hanno un atteggiamento nei confronti dello sport completamente diverso, perché sanno che i loro giovani devono crescere formati, e li formano sia dal punto di vista culturale, sociale, che dal punto di vista anche sportivo, no? Per creare degli uomini a tutto tondo. Da noi non c'è mai stata questa tradizione. Lo stesso sport nella scuola non è praticamente mai entrato, no? Si fa la solita oretta di ginnastica
ma noi abbiamo provato, per esempio, io sono di Rovigo, abbiamo provato a portare gli sport nella scuola, il rugby per esempio, e ci siamo anche riusciti, ma con grande difficoltà, con grandissime difficoltà. La struttura pubblica è sempre restia. Difficile da permeare, molto difficile. Non le sembra un po' anomala questa cosa qui? Sì, Se andiamo nei paesi del nord Europa, lì dove lo sport è davvero fondamentale per la crescita dei giovani, qui parlavo prima con Malagò, una volta c'erano i giochi della gioventù, ai miei periodi, dove dalla scuola si iniziava a praticare dello sport, tutte le varie discipline, anche chi non era e non aveva capacità per farlo. Oggi hanno tolto proprio tutto, completamente tutto. Vabbè, insomma, che abbiamo pochi soldi, però proprio anche dall'educazione scolastica, insomma, mi sembra un po' esagerato. Sì, è una cosa difficilmente giustificabile, è anche incomprensibile, perché se lei parla con l'uomo della strada, tutti riconoscono i valori dello sport, però poi alla fin fine, al lato pratico, si fa molto poco. Ecco, questo è quello che noi possiamo constatare. Certo, senta, la Fondazione ha qualche progetto sconosciuto, ci può dare qualche anticipazione nell'imminente futuro? Sì, noi ne abbiamo due bandi sostanzialmente, uno lo facciamo ogni anno ed è un sostegno proprio all'attività di gestione sportiva delle singole associazioni, è un po' una sorta di contributo a pioggia, però mirato, quindi in funzione anche dei risultati, del numero dei ragazzi che vengono impiegati, eccetera. Questo è un bando generico che facciamo ogni anno. In più, circa ogni 2 anni facciamo un bando sull'impiantistica sportiva, quindi sosteniamo la risistemazione degli impianti sportivi pubblici. E adesso tra poco uscirà anche un bando che si chiama proprio Working Sport, quindi impianti sportivi. Quindi sempre a disposizione per aiutare lo sport sotto l'aspetto economico, che è molto importante. Soprattutto in questo periodo, perché il Covid ha messo, lei lo sa, ha messo in ginocchio le società, le associazioni sportive. Capitano tutti in questo periodo, il Covid, la crisi energetica, la guerra, però la speculazione, perché poi ci sarebbe da ragionare. Grazie Vicepresidente Giuseppe Toffoli, Vicepresidente della Fondazione Cari Paolo di Stato con noi, grazie davvero. E ci ha raggiunto, eccola qui, Norina, devo prendere perché qui è tutto live. Norina, non è Norina, Monica. Lo sa perché ho detto Norina senza occhiali, maleducatamente, ho visto. Monica Mazzoccoli, ho sbagliato. Sono 48 anni che mi sbagliano le doppie, non si preoccupi. Mazzoccoli, va bene. Assessore allo sport di Belluno, come va lo sport a Belluno, Assessore? Allora, Belluno è una città che per sua natura è una città che per lo sport potrebbe essere il regno perfetto dello sport. Sport di montagna. No, continui pure. Ok. Sport invernali, in estate, in primavera, insomma abbiamo la montagna che ci offre sia lo sci che in estate sentieri per le mountain bike, passeggiate, trekking, corsa in montagna, ce n'è per tutti i gusti. Ecco, sotto un aspetto, domanda che ho fatto a tutti gli assessori allo sport e ovviamente devo farla anche a lei, arriva l'inverno, c'è un problema energetico, un problema che le piscine ovviamente sono in grande difficoltà, domanda, com'è la situazione a Belluno sotto questo punto di vista? E se il comune non è che Belluno è la Valle dell'Eden, cioè come soffrono nelle altre città soffre anche Belluno, perché comunque abbiamo degli impianti e delle attività che possiamo chiamare energivore. Diciamo che stiamo cercando le soluzioni per poter affrontare queste difficoltà anche in prospettiva futura, cioè non solo l'istante, ma cercare in futuro di essere più autonomi, di produrre energia pulita e di abbassare i costi. Ma rimarranno aperte? La domanda sì, noi non abbiamo chiusure in programma. Già quello è importante. Insomma. Non abbiamo chiusure in programma, stiamo cercando delle soluzioni, ma cerchiamo di non lasciare le famiglie a piedi, anche perché lo sport per i nostri figli, ma anche per gli adulti e per i nostri anziani, è di fondamentale importanza, quindi è un momento in cui non possiamo assolutamente permetterci di lasciare nessuno per strada. Belluno, qual è la richiesta che ha nel suo ufficio quotidianamente più insistente sotto l'aspetto delle attività sportive, ovviamente?
Ma Sarebbe allora, assessore? come diceva prima anche il Presidente Malagò, l'attività che svolgono le società sportive e le associazioni sportive in Italia è enorme, a differenza di tanti paesi stranieri dove lo sport si sviluppa principalmente all'interno delle scuole, e quindi da noi più che altro sono le associazioni e le società sportive che chiedono un supporto, quello sì, svolgono un'attività anche socialmente utile, quindi è ovvio che vadano aiutate, e anche in questo stiamo cercando, con la copertina corta che ci abbiamo in questo periodo tutti quanti, di venire incontro a tutti un po' per volta. Nessuno che è venuto qui che ha detto che ha la coperta lunga. Vero? Tutti... Abbiamo copertine da culla su letti matrimoniali. Però dico credo, io. glielo dico a lei, non l'ho detto agli altri, glielo dico a lei, credo che dei bravi amministratori magari di qua o di là riescono a salvare un attimino la baracca, se così si può dire. Allora, laddove si può chiaramente si viene incontro, e se no cerchiamo anche altre soluzioni per aiutare. Con un po' di fantasia anche. Ci vuole che un po' di quella, ci vuole un po' di organizzazione, creatività un po' di roba, e esatto. disponibilità a venirsi tutti incontro, questo sì. Esatto. Senta, poi abbiamo visto prima la sala davvero bellissima. Bello, molto bello. Il CONI è sempre presente a questi eventi, anche se sentiamo l'audio. Per me è la prima volta che partecipo a questi eventi, sono molto onorata ovviamente perché il sindaco mi ha delegata stasera, e conoscere questa realtà è importante. Abbiamo, buonasera, delle sfide importanti in previsione del 2026 e Belluno avrà una grande visibilità. Io certo, conto che sarà un successone anche per la nostra provincia. Sicuramente lo sarà. Grazie esatto. davvero, vediamo se lo dico giusto. Grazie davvero, assessore allo sport di Belluno, Monica Mazzoccoli. Promosso. Ho avuto fortuna, grazie davvero. Buonasera. Ci ha raggiunto Antonio Paoli, che è il prorettore benessere e sport dell'Università di Padova. Buonasera. Buonasera a lei. Ci vediamo sempre a questi eventi, ormai è una prassi. Senta, inizio con lei di una cosa diversa. Dunque, qui alle mie spalle, ovviamente i telespettatori non possono vedere perché è buio, però c'è la piscina, qui fuori nella via delle strade c'è la piscina. E questa piscina, leggevo, che è nata in collaborazione con l'Università di Padova. È nata in collaborazione, vediamo se riesco a trovare il foglio, è nata in collaborazione con l'Italia nel 1911 per studi idraulici dell'Istituto Idrografico dell'Università di Padova. Cioè anche qui l'università ci ha messo un pezzettino del proprio. Ho imparato una cosa nuova, non lo sapevo. Non lo sapeva, no. Vede che, però questa qui, perché la villa è stata costruita moltissimi anni fa, invece la piscina, che è grandissima per chi ha l'occasione di poterla vedere, è stata opera anche dell'Università di Padova, quindi l'università mette sempre qualcosa in maniera importante di suo. Sì, è molto diffusa sul territorio dell'Università di Padova, quindi anche con gli studi idraulici, evidentemente anche un secolo fa, insomma. Ecco, senta, invece sotto l'aspetto sportivo, com'è la situazione all'università? Avete molte discipline, molte attività, insomma? Sì, l'Università di Padova negli ultimi anni ha dato una grossa importanza al mondo dello sport, soprattutto perché lo sport è educazione, lo sport migliora non solo lo stato fisico, ma migliora anche l'approccio allo studio, perché come si è detto più volte lo sport insegna più che a vincere insegna a perdere, e questo è importantissimo perché nel momento in cui non ci sono scuse, nello sport il cronometro e l'avversario sono le misure che ci dettano se abbiamo vinto o abbiamo perso, e questo secondo me ai giovani serve imparare che devono contare sulle loro forze, non ci sono scuse. Questo lo dico da docente più che da prorettore. Senta Paoli, io sono di Padova, vivo la città a 360 gradi, e se non ci fosse l'università sarebbe una città davvero vecchia, e questo bisogna riconoscerlo. E ormai è diventata devastante ovviamente la presenza dei ragazzi
all'interno della città. Ecco, la domanda che le faccio, si parla un attimino di comportamenti, di buoni o meno buoni comportamenti. Lei, secondo lei, questi ragazzi giovani che studiano a Padova, che vivono a Padova, il comportamento era uguale ai tempi nostri dove c'era un po' più di disciplina oppure un attimino si lasciano andare? Posso dirle sinceramente, i ragazzi sono sempre stati ragazzi, cioè adesso come 50 e 60 anni fa, solo che adesso eventuali comportamenti diciamo un po' vivaci vengono moltiplicati dai media, dai social eccetera. Ricordiamo cosa facevano i goliardi tempo fa, le cose che facevano i goliardi 60-70 anni fa adesso finirebbero in galera, quindi in realtà i ragazzi, è vero che questo, è vero che i ragazzi vivaci ci sono stati sempre, però ricordiamoci che sono 70.000 studenti, più di 70.000 studenti nella nostra città, quindi chiaramente impattano sul territorio, ma impattano anche economicamente. Ecco, secondo lei, una volta io ricordo l'università aveva la squadra di rugby, cioè aveva anche squadre che raggiungevano dei risultati sportivi buoni. Oggi è un po' meno questo mi sembra, si cura più la parte... Però qui devo dirle che noi siamo riusciti con una squadra fatta solamente da studentesse universitarie a raggiungere la Serie B con la pallacanestro. Quest'anno partiamo in Serie Solo B, ragazzi universitari. solo studentesse universitarie. E questo è un po' un unicum anche a livello nazionale, cioè noi abbiamo delle squadre di rappresentanza della doppia carriera della nostra università, nella pallacanestro maschile e femminile, pallavolo maschile e femminile, e con la pallacanestro femminile quest'anno abbiamo l'esordio in Serie B, che è un risultato... Paolo, l'ultima, l'università ha passato un periodo difficile per via del Covid, oggi mi sembra che ci sia ripresa a 360 gradi, è davvero una ripresa a 360 gradi con frequentazione degli allievi e di tant'altro? Sì, noi riteniamo che l'accademia, l'università va vissuta in presenza, perché non è solo trasmissione di sapere, ma è condivisione di spazi, di momenti con i docenti, con gli altri studenti. Noi siamo tornati in presenza. Ovviamente questo ritorno in presenza dopo la pandemia ha creato qualche ovviamente disagio per l'aumento ci sono stati l'aumento degli affitti, ne siamo ben consci, infatti ci stiamo attivando per aumentare il numero dei posti letto, però posso dire che rispetto a quando c'era la pandemia Padova era molto triste, cioè le strade vuote, sì, è tutto vero. E gli studenti sono una ricchezza incredibile non solo per la nostra università ma anche per la città. È l'azienda che fattura di più a Padova, tanto per dircene, proprio in virtù di questo oramai edifici nuovi via Venezia, la fiera, la caserma Piave, ormai avete preso un po' tutta Padova. Abbiamo bisogno di spazi. E questo è una cosa positiva al di là di assolutamente, assolutamente. Vabbè, grazie ad Antonio Paoli, prorettore del benessere e lo sport dell'Università di Padova, e ci ha raggiunto Franco Baragagna, che non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di mi piacerebbe, l'ho rubato perché non poteva venire, per contrattualmente non poteva esserci e io l'ho rubato lo stesso al suo lavoro. Come va Franco? Bene, grazie. Tutto bene? Sì. Allora, la storia dice che Franco Baragagna ha raccontato, credo, le cose più belle che un cronista sportivo possa raccontare, cioè tu hai raccontato l'uomo più veloce del mondo, hai raccontato quello che saltava in alto più bravo del mondo, insomma prendo gli ultimi esempi perché sono sulla bocca di tutti, insomma, essendo ovviamente espressamente riguardo l'atletica, sono stati davvero dei bei momenti quelli. Da pelle d'oca, tuttora a pensarci, a ricordare, sono quelle classiche cose che in sogno e nel sonno accadevano talvolta. Mi è capitato di raccontare a me stesso nel sogno di un italiano che andava più veloce degli altri, magari sui 200, non sui 100, e invece la realtà in questo caso ha, e di gran lunga superato la fantasia, perché ci sono... Ma te l'aspettavi? No, sì, dal giorno prima, nel senso che si erano viste alcune cose che lasciavano presagire. Addirittura di vincere le Olimpiadi te l'aspettavi? Guarda, dalla semifinale ho detto... E anche la 4%? Lì i fattori che si sono incastrati sono stati di più, io mi aspettavo potessero giocarsela per una medaglia.
quella medaglia no, ma quando c'è stata la metà frazione del terzo frazionista ho detto si va per vincere, poi mi sono ricreduto, tanto che ho detto sta per succedere una cosa, poi mi sono ricreduto perché l'ultimo cambio non è stato brillantissimo. Allora, e ciò nonostante. raccontami un po', adesso è arrivato lui, voi Lui è di casa. tanto vi riprendo tutti e due, specialmente il professor Ponca, adesso siamo in chiusura di questa trasmissione e lo faccio, me ne prendo diritto, perché dicevo sempre al professor Ponca quando veniva a fare la parte tecnica nelle tue telecronache, qualche volta nomina che vieni anche da me, che non l'ha mai fatto una volta, che aveva stato professionale, Uomo proprio, tutto d'un pezzo. tutto d'un pezzo, proprio non è riuscito a dire una parola in favore, poi quando viene da me invece si scatena in cronache. È stata una bella esperienza quella che avete fatto entrambi, io ricordo quella in Russia specialmente, se non sbaglio, in Russia, giusto, Sì. professor Ponca? Mosca. Mosca, vede che ricordo Ceca. bene. Era bello perché ci stuzzicavamo, ogni tanto mi dava del lei quando non gradiva certo, alcuni assunti, perché allora rappresentava l'atletica italiana come federazione e quando non gradiva dal punto di vista del suo ruolo istituzionale mi dava del lei. Bello perché parlavamo di uno degli sport più belli in assoluto, uno degli. Ma qual è Franco la disciplina che preferisci? A me piace lo sport, in Va bene, toto. nell'atletica. L'alfabeto dice dalla A alla Z, atletica, non mi viene in mente uno sport con la Z, facciamo vela e così arriviamo alla V. No, dicevo proprio nell'atletica. Sì, la disciplina La disciplina dell'atletica? dell'atletica, è lo sport che... Per ragioni di famiglia dico salto in alto, Invece Dino... che è il concorso più bello. Ma risponda, non stia a fare il difficile una Domanda volta. qualunquista, domanda da bar, come al solito. Io merito Dennis, la vieni qua, medaglia Dennis, vieni d'oro qua, Dennis. perché Vieni ho fare te una sopportato domanda- nella mia una vita, domanda da meno bar, nella mia vieni qua. vita ho sopportato sia Borile che Bragagna, ma chi ci può riuscire? B&B, no? Come i divani. Solo uno come me ci può riuscire a sentire tante belle cose. Bragagna questa sera è andato molto a ruota libera e mi ha fatto un po' rompere la scaletta, ho dovuto rimediare. Menabò dicevi prima. È suo il telefono. Come al solito, sì, come Siccome so- no, trasmissione beh, da- È il bello della diretta, come via. trasmissione da Borile. No, qui è scusabile perché è appena terminato l'evento, Sì, c'è ovviamente. Malagò che non è neanche salutato. E quindi non è salutato, quindi adesso Comunque chiudiamo spero che sia noi... andato bene anche dal punto di vista della Ma trasmissione. abbiamo sforato con i tempi? No, 10 minuti solo. Beh, vabbè, dai, non ha 10 minuti vanno bene. Abbiamo Comunque cominciato un quarto d'ora, 20 minuti dopo. Solo il presidente Ponchio può permettersi di bacchettare Franco Bagagna, perché Qui sì, non siamo a casa mia. Se capitasse nelle mie trasmissioni, sarebbe lei, è già giustamente. capitato anche il battibecco in diretta. Sì, eh? Dennis, quando io l'ho sentito era silenzioso, quando viene da me risponde, si altera, viene con già le frasi preparate. Sì, non solo. Perché lui ha le massime sue che sono già preparate da giorni, delle volte poi l'età non le ricorda e le ripete e noi sempre sì, allora io cerco Ogni di tanto si giustificare. lascia andare. Ogni tanto sì. Ma comunque lasciatemi Usando- dire una cosa semiseria. Io ho fatto 10 anni anche affiancando a volte Franco Bragagna nelle grandi manifestazioni, facendo un commento esclusivamente tecnico e non facendo il telecronista, perché Anche geometrico, il telecronista e la cronaca la fa Franco Bragagna. Ci sono altri commentatori tecnici che invece fanno la cronaca di quello che succede invece che l'analisi di quello che succede. Io credo che il commentatore tecnico debba fare l'analisi del gesto e della prestazione. Detto questo, io in questi 10 anni, cominciando da Mosca 2013 fino all'anno scorso, mi sono divertito. Gli spettatori forse meno, ma io molto. No, ma sono sicuro che vi siete divertiti, avete girato il mondo. Dicevo prima, Franco, con Dennis e i ragazzi Claudio e Marco, che un po' ti invidiavo perché fare il lavoro che hai fatto te, cioè andare gli eventi più importanti del mondo, raccontare la storia dello sport e poi anche prendere lo stipendio, credo sia il massimo. Sì, io spero che non ci sia nessuno all'ascolto. No, spero di no, aspetta, cosa ti dico, perché sta roba qua la faria gratis, che metteria lì anche a quel cascheo. Non sente nessuno dell'azienda, mi raccomando. perché No, sennò- ma è vero, molto probabilmente Però è proprio, sì, insomma, è proprio miniera si qualcosa- fa un po' più di fatica. Qualcosa di affascinante. Ricordate la gara che avete commentato insieme che vi è rimasta nel cuore di più di altre? Professor Vede, quando le faccio le domande in ce ne sono attesa... state tante, ma in questo momento
non che mi è rimasta del cuore, mi è rimasta nella pelle, nel fisico, nelle ossa, è stata a Doha, alla 50 km di marcia in piena notte, in cui abbiamo fatto piena notte nostra, che eravamo là, perché uno diceva il fuso orario, no, eravamo noi che nostra proprio notte, e in cui quella giornata mi ricordo che sono stato anch'io insieme con Franco Baragagna, altri colleghi commentatori meno, niente. Siamo stati 16 ore di seguito al microfono. Beh, è stata bella, è stata impegnativa, molto probabilmente, presumo, è giusto Franco, è stata impegnativa. Sì, se fai una cosa per la quale pagheresti, te ne accorgi dopo che sono passate 16 ore, perché dici sono un po' stanco, certo. O come diceva quello, sono un po' stanchino. Ovviamente nel fare i complimenti a Dino e a Franco nell'organizzazione di questa serata e nella conduzione, ad entrambi faccio i complimenti. Adesso voglio anche scherzare in conclusione, faccio una domanda, oppure mi dica un difetto di Baragagna e lei mi dica un difetto di Ponchio, per una volta siate sinceri, no? È semplicissimo, gli manca la parola, parla poco. Parla poco, invece quello di Ponchio? Oserei dire la stessa cosa, nel senso che in quegli spazi deve contenersi, e io me lo vedo paonazzo quando in quel momento non può parlare perché c'è un lancio che vola lontano e lui non può parlare della cosa precedente, diventa paonazzo. A sua volta gli manca la parola. Grazie a Dino Ponchio, grazie a Franco Baragagna, grazie anche a Dennis, ovviamente grazie a Marco e Claudio e Lucia che hanno collaborato per fare questa trasmissione. Io invece vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.